Buonasera cari telespettatori, grazie per essere anche questa settimana, visto che oggi è lunedì, in compagnia di iReporter per te. Togliamoci subito, no, il discorso, un saluto alla Merkel e a tutto il suo popolo per la grande vittoria di ieri sera sui poveri, insomma, argentini. Noi non ci schieriamo, io avevo già fatto outing tempo fa preferendo il Brasile, ma purtroppo una figura barbina per quanto riguarda, insomma, la Seleção. Va bene, questa sera, grazie, dicevo, di essere in nostra compagnia, un altro approfondimento che riguarda questa splendida regione, e cioè il Veneto. Sappiate che parleremo di Veneto, coraggio e idee per ripartire, e quindi ho confezionato un pochino di inviti di start-up. Dice, che cosa sono le start-up? In poche parole sono quelle idee che pian pianino, dovrebbe essere non pian pianino ma velocemente, diventano realtà economiche per una rinascita, una ricrescita di ciò che è l'economia, che parte dal locale, pian pianino diventare insomma un qualcosa di molto più cospicuo. Quindi varie realtà, e poi andremo un pochino a ripercorrere in passato ciò che è stato il Veneto economicamente parlando, la realtà quindi del piccolo tornio sotto casa, insomma, del Paron, come si dice in Veneto, correggete la mia pronuncia perché sapete che sono fresto, Paron e Sky, per diventare poi insomma industriale imprenditore. Bene, io do il benvenuto al primo dei nostri ospiti, che è Massimo Giacon di GPS Easy Boat, un'idea molto bella, io l'ho trovata divertente, innovativa, e quindi ho detto lo devo avere, perché ci vuole un po' di ottimismo per ripartire. Se stiamo sempre a piangerci addosso, da qui non ci muoviamo. Dopodiché ci sarà un altro giovanissimo scienziato, mi viene da dire, insomma, con un'idea fantastica dell'Università di Padova, eccellenza quindi del nostro territorio, varie testimonianze telefoniche e storiche. Bene, allora partiamo con questa idea. Io ho delle fotografie che Massimo mi ha passato e parliamo di che cosa? Di una barca, pensate, pieghevole, che si può riporre nel vostro, insomma, bagagliaio. Mi hanno preso in giro perché ho detto baule prima, baule, va bene, bagagliaio, così ho fregato tutti, oppure la potete inserire, insomma, nel tettuccio della macchina, prego. o nelle Massimo. apposite borse, Esatto. nelle apposite valigie predisposte. Allora, tac, io parto subito con farvi vedere di cosa sto parlando. Ecco qua. Eccole che queste sono le borse. Questa è una borsa, dici che cosa c'è dentro la borsa? Dentro la borsa c'è la struttura dell'imbarcazione, c'è il suo tessuto e c'è il pavimento, il pagliolato, in termine nautico, per indicare quello che vediamo lì in grigio, che fa da pavimento. Allora, l'idea è nata sostanzialmente in una sfida tra amici qualche anno fa, amici camperisti, amanti del tempo libero, che avevano il fastidio di avere dei battelli che ogni volta dovevano gonfiare, e quindi con questa difficoltà del gonfiaggio e dello sgonfiaggio ci hanno chiesto, avendo appunto uno studio che fa progettazione, se riuscivamo a inventare appunto un'imbarcazione facile da montare, spaziosa, capiente e senza l'uso di attrezzi. Mi viene anche da aggiungere leggera, perché credo che quei Leggera, battellini sì, gonfiabili abbiano comunque un peso superiore a questa da te progettata, Direi giusto? di sì, direi di sì. Su quanto siamo qua? Posso chiederti qualche... Allora, la più piccola viene a pesare 27 kg. Partiamo da 2,30 m per due persone, quindi è leggerissima, movimentabile appunto anche da una persona singola, ma è quello che è un po' il plus di queste imbarcazioni, che comunque sono registrate CE, quindi sono conformi alle normative vigenti che riguardano appunto il galleggiamento. Sì, della Comunità Europea. Sono giusto? inaffondabili e si montano veramente in poco tempo. Sostanzialmente sono due le categorie, c'è la pieghevole, che è quella che vediamo qui adesso, questa qui si apre e si chiude a libro. Questo è perdona se ti interrompo, una prova antiscuffio? Scuffiamento, Sì, questo per far vedere la stabilità dell'imbarcazione. Se noi proviamo a fare questo tipo di operazione qui con delle altre barche di forma classica, se non hanno dei galleggianti laterali vanno giù, si rovesciano, perché perdono l'appoggio sostanzialmente, mentre qui l'appoggio è su tutta la lunghezza. Quindi questa è la pieghevole, dicevo, e quindi rimane lunga ma si chiude, si appiattisce come fosse una tavola di surf,
mentre le altre sono componibili, quindi si smontano e si rimontano pezzo. Tempistiche? Tempistica, una volta fatta l'opportuna pratica, è come montare una piccola tenda, quindi in 10 minuti si montano, perché non servono attrezzi, non si deve gonfiare nulla, è tutto ad incastro, è una piccola tensostruttura Sai sostanzialmente. dove l'italiano è impedito? Nel lettino da spiaggia. Fateci Sì. caso, gli italiani in spiaggia, oltre ad avere tutto quello che ne consegue, dal fatto che arriviamo con la Louis Vuitton, con gli occhialoni, tacchi a spillo, roba del genere, è che siamo impediti davvero con l'apertura di sti lettini, sono delle trappole. Quindi si fa prima a montare questa barca che un lettino Direi di sì. Poi in spiaggia. fondamentalmente c'è anche una certa pigrizia di fondo, però diciamo che la clientela a cui ci rivolgiamo noi ha un altro approccio, cioè abbiamo le persone, la clientela è quella del tempo libero, Sì. quindi camperisti, quindi persone Con anche un- preparate, esatto, che hanno un appeal cognizione in diverso. causa, e poi anche tutta la parte di pesca sportiva, di tutti quei ragazzi che vanno a pescare, che vogliono avere la libertà di poter uscire e quindi andare oltre quello che è la terraferma per fare varie operazioni. E quindi c'è questo vantaggio di dargli delle imbarcazioni facili da trasportare e facili da Allora, montare. Massimo, io dicevo, introducendo un po' la tematica di questa Sì. sera, le start-up. Quindi tu hai avuto un'idea, come funziona? Come si sviluppa un'idea, come la si fa diventare, insomma, progetto imprenditoriale? Dunque, si fa di base, diciamo, qui è stato messo un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché chiaramente c'era molto entusiasmo, c'è ancora, e quindi è stata fatta una cosa, diciamo, collaterale a quella che era l'attività principale. Per cui diciamo è stato fatto un po' a tempo perso fino a un certo punto, poi quando abbiamo dovuto fare le certificazioni è stato costituito di fatto la società. Ma si fa un'analisi della concorrenza sostanzialmente e si vede un po' quello che il mercato offre. Tutto sommato possiamo dire adesso a ragion veduta che il settore era abbastanza variegato, però non c'era nulla di quello che noi stavamo cercando e abbiamo preso un po' questo coraggio, questa Esatto. opportunità e abbiamo sviluppato dei prodotti che poi sono stati anche testati da chi li doveva utilizzare, quindi abbiamo raccolto anche tutte quante le informazioni dei tester, si chiamano, e quindi abbiamo sviluppato un prodotto con cognizione di causa, pur non essendo specifici nella nautica, però con le collaborazioni e con la capacità di sviluppo della progettazione abbiamo ottenuto questo progetto, l'abbiamo sviluppato fino in fondo, fino ai minimi dettagli. Queste sono le idee che, ok, hai detto partono come, diciamo, tra virgolette, passione, tempo libero, ritagli, insomma, di tempo libero, per poi diventare, insomma, un'idea imprenditoriale. Sì. Però sono anche, come da titolo, coraggio e idee per la ripartenza. Certo. È da queste idee, da questo coraggio che si può uscire dalla crisi, a detta tua, Massimo? Dunque, il coraggio sì, ce ne vuole e può aiutare molto, però diciamo anche che deve esserci la difficoltà poi che abbiamo riscontrato anche noi di fatto è che deve esserci anche un ambiente più favorevole adesso a sviluppare le idee perché così com'è configurato ora è difficile far partire delle aziende, soprattutto aziende manifatturiere, perché adesso si parla tanto di applicazioni, di software, di social, però diciamo che di aziende manifatturiere, le aziende come è questa, noi abbiamo 12 fornitori, hanno necessità di investimenti sostanziosi per poter avere la possibilità di creare un'azienda. Spesso vengo a contatto, visto il lavoro che faccio, con delle realtà pazzesche, cioè
leggo, mi informo, parlavi di social, pensate addirittura, ho letto di un americano che si fa pagare per fare la fila al posto degli altri. Sai quando c'è tipo, Geniale. che ne so, la Gucci della situazione, Sì. insomma, che butta fuori la nuova borsa, oppure i saldi, oppure l'iPhone nuovo, il Samsung, quello che è, tecnologie che ogni giorno hanno una novità. La gente lavora, oppure ci sono delle file infinite, poi ci lamentiamo della crisi, ma per comprare il nuovo telefonino ci sono sempre i soldi. Allora c'è questo americano, addirittura pensate che lui si piazza lì, viene pagato da chi insomma è interessato all'acquisto e fa la coda per il soggetto, insomma per l'appaltante. Ho letto addirittura di altre persone, visto che stiamo parlando di tempo libero, si sono aperti un'agenzia, pensate un po', per fare le valigie ai figli delle persone che vanno in campeggio. Perché sai, questo sì. è il mondo delle mamme chiocce e quindi che fai? Tu sei esperto di campeggio, prepara tu la borsa a mio figlio e non avete idea di quanto guadagnano, perché sembra un'idea stupida, eppure in alcuni paesi funziona alla grande. Questo per dire che a volte le idee che sembrano stupide, idee da niente, possono portare invece a almeno arrivare a fine mese, e noi oggigiorno credo abbiamo bisogno di questo, ottimismo e pian pianino arrivare almeno a fine mese, per poi vedere insomma la luce alla fine del tunnel. Io questa puntata la voglio fare proprio così, voglio leggerla insieme a voi, cari telespettatori, siete invitati a dire la vostra, vedete il numero di telefono, in maniera ottimistica. Non sono scemo, so che la realtà è ben diversa, che è dura e ci sono un sacco di problemi, però ho detto proviamo a vedere chi magari ha un po' di fantasia e con idee riesce a traghettarci da qualche altra parte. Sono ben convinto che non arriveremo a chissà che fatturati, però insomma una nicchia. esatto. Le nicchie, come ben spiegavi prima, sono possibili e sono anche tutto sommato a portata di mano. Massimo, se io ho l'idea, se io insomma ho fatto poi tutte le mie incartamenti, tutte le mie varie prove, a quale santo mi devo rivolgere? So che ci sono degli imprenditori, e a breve ne sentiremo anche uno a telefono, che fanno un po' da magnati, cioè aiutano, Mecenati. da mecenati, grazie, ogni tanto mi incarto, da mecenati, e quindi aiutano magari colui che ha l'idea ma non ha i fondi, quindi fanno un po' da sponsor. È così? Sì, è così. Sono realtà importanti secondo te oggigiorno? Sono importantissimi, hanno una funzione vitale e la stanno facendo tutto sommato egregiamente, tra le mille difficoltà, e a questo si dovrebbero aggiungere poi anche gli istituti di credito, direi. Allora, se non vado errato, abbiamo proprio Francesco Bettella, che è un imprenditore tra i tanti, insomma, o tra i pochi, che ha il coraggio nel nostro paese di dare una mano a chi ha l'idea magari giusta, vincente. Mi sente Bettella? Pronto? Sì, la sento benissimo. Buonasera, sì, Bettella, grazie per aver accettato insomma la nostra chiamata. E innanzitutto, visto che si parla di coraggio per la ripartenza, come le viene l'idea di dare una mano a chi ha le idee giuste? Prego. Ma io penso che chi ha avuto la fortuna di avere un po' di successo nella vita precedente, nella vita successiva, chiamiamolo così, sarebbe necessario che desse una mano specialmente ai giovani e a quelli che hanno delle idee per portarle avanti e fare delle nuove imprese. Io mi sono posto questa attività dopo aver venduto la mia azienda e quindi sto in questo momento partecipando a un certo numero di imprese, qualcuna proprio nuova, altre più o meno riciclate, altre con una piccola storia alle spalle, e credo che sia un compito, diciamolo, civile, ecco. Vede che qua ha sentito Massimo Giacon, che è qua accanto a me con un'idea vincente a detta mia, ha sorriso, perché non tutti la pensano come lei, non tutti hanno questo cuore, diciamo, generoso, e soprattutto anche mi viene da dire, visto il periodo, coraggioso, perché uno dice mi è andata bene, sono riuscito a mettere via qualcosina, fammelo tenere lì in caldo prima che arrivino tempi ancora più cupi. E invece lei fa l'opposto.
Sì, vorrei anche precisare che non è tutta benevolenza la mia, io lo faccio per un mio interesse anche personale, oltre Certo, che c'è un ritorno poi. ma almeno lo spero. Eh. L'intento è quello di investire in queste nuove attività e per ricavarne ovviamente un vantaggio anche economico, oltre che il resto. C'è il rischio di imprese. Quindi Rischio non di è solo impresa, uno dice appunto spirito Giacomo. filantropico, ma anche qualcos'altro. Sì, chiaro. Bettella, senta, le chiedo, le faccio due domande al volo. Qual è la più curiosa, se può dirmelo, perché so che deve essere super partes, insomma, qual è la più curiosa, la più originale delle idee che lei sta sponsorizzando, utilizzo questo termine, e se a detta sua, da imprenditore, ce la facciamo o no a vedere la luce alla fine di sto fantastico tunnel infinito? Allora, io sto operando in diverse aziende, piccole aziende, come dicevo alcune di queste sono delle start-ups. Una in particolar modo, anzi due in particolar modo sono parecchio innovative. Una si chiama Design UEdit e si occupa della progettazione e della commercializzazione, oltre che della produzione, di componenti di arredo di altissimo livello e di design di grande qualità. Un'altra invece di campo completamente opposto che si chiama T4I, Technology for Innovation, che si occupa di propulsione aerea con mezzi e strumenti assolutamente innovativi. Caspita, fantastico, anche perché sembra fatto apposta. Noi subito dopo Giacon avremo proprio un ingegnere aerospaziale dell'Università di Padova con un progetto veramente pazzesco, vista la giovane età di questo team, di questi ragazzi. Senta, velocemente, e poi la devo salutare, e saluterò anche Giacon, usciamo o no da questo tunnel? Il tunnel sta diventando troppo lungo. Io mi auguro proprio di sì, però bisognerà prendere delle decisioni che finora non sono ancora state prese. Quindi ritorniamo Bisognerà sempre al fare delle coraggio. cose che finora non abbiamo fatto. Se continuiamo a mantenere una posizione timida, mediocre come quella attuale, ho paura che non arriviamo da nessuna parte. Io la Però ringrazio, io sono grazie. ottimista. La ringrazio. Arrivederla, Un buonasera a saluto. Allora, chiudiamo con questo geniale progetto. Quindi si trova ok in rete, Sì. e siamo arrivati a comunque a che livello? E poi saluto. Ma è già in vendita, è già stato venduto, Ci siamo, è già quindi, stato acquistato. ragazzi, basta quindi veramente un'idea non è poi così complicata riuscire a realizzarla. direi di no. Allora, io adesso lancio la pubblicità, saluto ringraziando Saluto il anch'io, nostro primo grazie. ospite, quindi Massimo Giacon, e successivamente parliamo di altro. Vi ho detto che arriverà proprio qui nei nostri studi un ingegnere aerospaziale con un'idea pazzesca. A tra poco, quindi, pubblicità, restate in nostra compagnia, mi raccomando.